Cavalli di 3 anni sul miglio, sono in 11 al via, 1 Fabulous Lady TC, 2 Forever Fly, 3 Formula 1 GSO, 4 Formentera Griff, 5 Fireblade, 6 Firecracker TC, seconda linea, 7 Foster Glory, 8 Franchina Baldo, 9 Fight Cub, 10 Fackel Finn, 11 Frank Sinatra. Favori per quest'ultimo, Frank Sinatra su Formentera Griff e Fight Cub. Macchina che accelera, l'errore di Fabulous Lady TC, sbaglia anche Formula 1. Numero 3 Formula 1 GSO squalificato. Numero 1 Fabulous Lady TC squalificato. E così in seconda posizione rimane Forever Fly davanti a Formentera Griff che è in terza posizione, mentre per corsie esterne si produce Firecracker TC che avanza con decisione, si porta su Fireblade al completamento dei 400 in 31, a largo c'è anche Fight Cub, è seguito da Frank Sinatra più indietro. Intanto i primi tre hanno preso un po' di vantaggio e completano 600 iniziali in 45-2 da 1,15 appena abbondanti. In vantaggio Fireblade, Firecracker TC all'esterno, alla corda Forever Fly, poi in terza posizione Formentera Griff con all'esterno Fight Cub che è seguito da Frank Sinatra, più indietro sono Foster Glory e Fackel Finn. Intanto 59,3 per gli 800 metri iniziali, andatura molto sostenuta per la categoria, con leader sempre il numero 5 Fireblade, si arriva così al chilometro in 1,14,7, sembra calare a questo punto Firecracker TC e prova a scattare a centropista Fight Cub, seguito da Frank Sinatra, mentre lungo la corda c'è Forever Fly che prova ad anticipare e guadagna una posizione Formentera Griff. Ha spostato Forever Fly che va ora su Fireblade, l'impegna severamente al completamento della piegata, non riesce a progredire Frank Sinatra, ci prova Fight Cub, retta d'arrivo con Forever Fly che è passato, ma deve vedersela ora con il tentativo di Formentera Griff, finale con Forever Fly e Formentera Griff. Forever Fly probabilmente riesce ancora a salvare qualcosa su Formentera Griff, mentre per il terzo è probabilmente ancora Fireblade che riesce a salvarsi. 1,15,4 il ragguaglio conclusivo, 36 a chiudere. La vittoria a sorpresa per Forever Fly e Francesco Virzi, che di spunto viene a conquistare questa settima corsa dal Savio, training di Fabrizio Mallozzi per conto della signora Ines Zagnoli.